problematiche reumatologiche e medicina interna, e questo è il convegno raggiunto alla sua seconda edizione ad Agrigento, che torna a svolgersi dopo 9 anni dalla sua prima edizione, con l'obiettivo di fare incontrare e confrontare lo specialista reumatologo con il medico di medicina generale e le altre figure specialistiche che si interessano delle problematiche del settore. A fare gli onori di casa la dottoressa Giuseppina Mila dell'ospedale di Agrigento, reparto di reumatologia. Dottoressa Mila, ecco oggi un'interessante iniziativa dal tema problematiche reumatologiche e medicina interna. Lei un po' ha curato tutto questo convegno, ce ne parli, quali saranno le tematiche interessate? Allora, intanto l'abbiamo curato io con la medicina interna, che è il reparto in cui lavoro, quindi il dottore Danna, che è il primario con cui lavoro, e i colleghi, hanno collaborato i colleghi pure dell'unità operativa di medicina interna. Diciamo che l'argomento l'avevamo già svolto 9 anni fa, oggi lo riprendiamo naturalmente con tutti gli aggiornamenti del caso. È un convegno che di 3 giorni. Perché 3 giorni? Perché abbiamo cercato di riunire ad Agrigento reumatologi provenienti non solo dalle varie province siciliane, ma provenienti anche da fuori regione, in modo che si possa creare una collaborazione fattiva, perché noi vogliamo curare i nostri ammalati in loco. E solo così, raggiungendo proprio questo contatto con i colleghi di altre realtà, possiamo veramente curare bene e presto i malati della nostra provincia. Il convegno è articolato in 3 sessioni e affronterà temi delle malattie infiammatorie del connettivo, le vasculiti, le malattie autoimmuni rare, in particolare la sclerodermia, che è una malattia di cui noi ci occupiamo già da tempo. Parleremo del dolore cronico, dell'osteoporosi, delle malattie degenerative croniche, dei reumatismi in corso di gravidanza e dei reumatismi in età evolutiva. Infatti abbiamo proprio colleghi per quanto riguarda i reumatismi dell'età evolutiva che provengono sia dalla Sicilia, quindi da Palermo, e un collega che viene dal Gasolini di Genova. Per quanto riguarda le malattie di gravidanza viene una collega da Brescia, dove c'è un centro di riferimento per le gravidanze, per i malati reumatologici in corso di gravidanza e che affrontano una gravidanza. Praticamente sarà rivolto una particolare attenzione non solo alla diagnostica clinica, ma anche al coinvolgimento sistemico ed al trattamento con i costosi farmaci biologici. E proprio di questi farmaci si è parlato ieri dell'accessibilità e considerato che i costi sono molto rilevanti. Però sono dei farmaci che danno degli ottimi risultati e quindi si deve valutare sempre il costo-beneficio. Questo si è svolto già ieri, anche un approfondimento sulla responsabilità civile e penale degli operatori sanitari. Abbiamo avuto 2 magistrati che hanno parlato in maniera molto approfondita di questo argomento. Domani, che sarà la giornata conclusiva, ci sarà un focus sulla sclerodermia e alla fine il convegno si concluderà con una tavola rotonda tra gli operatori sanitari e i pazienti, i rappresentanti dei pazienti, perché noi abbiamo ad Agrigento 2 associazioni importanti, l'associazione malati reumatici e l'associazione per la sclerodermia, l'AIRSI, i cui presidenti sono proprio molto attivi non solo per quanto riguarda diciamo, i contatti con noi medici, ma anche nel risolvere le problematiche che il cittadino, il paziente chiede quotidianamente. Quindi un'iniziativa importante. Ci sarà anche una sessione che inizierà oggi pomeriggio per gli infermieri e fisioterapisti, proprio perché vogliamo che anche il personale che collabora con il medico sia preparato ad affrontare queste problematiche che in un certo qual senso sono nuove, perché non sono malattie diciamo, di cui si conosce molto, e quindi diciamo è che qua ad Agrigento
diciamo che sono un po' pochini i medici che se ne occupano. Abbiamo invitato anche i medici del territorio, i reumatologi del territorio, che naturalmente devono darci una mano nel trattare le malattie reumatiche di primo livello e mandare in ospedale solo le malattie di secondo livello. Abbiamo invitato i medici di base perché naturalmente loro sono il filtro per queste patologie, e poi tutti gli specialisti che si occupano a vario modo di patologie dell'apparato muscoloscheletico. Quindi un convegno piuttosto complesso, politematico, che speriamo dia veramente un contributo al paziente reumatologico, che è al centro di tutto, perché tutto questo è stato fatto proprio per sensibilizzare sì l'opinione pubblica e farci conoscere, ma soprattutto è stato fatto per curare bene il malato in loco. Professor Giovanni Minisola, qui oggi ad Agrigento a questo interessante convegno, lei parlerà sicuramente di osteoporosi, intanto una valutazione dell'iniziativa e quale sarà il senso anche della sua relazione. L'iniziativa è sicuramente un'iniziativa meritoria perché prende in considerazione vari aspetti delle patologie reumatiche, le numerose patologie reumatiche, le inserisce in un ambito internistico come in realtà dovrebbe essere sempre quando si affronta una patologia reumatica, quando si ha di fronte un soggetto con una condizione di questo tipo. Tra le condizioni reumatiche più diffuse figura sicuramente l'osteoporosi. L'osteoporosi è una condizione che non interessa soltanto le donne, interessa anche gli uomini e non interessa soggetti di età avanzata ma anche soggetti di età giovane adulta. Oggi ne sappiamo di più quanto a cause, quanto a fattori predisponenti, quanto a fattori genetici e sappiamo anche come le abitudini voluttuarie come il fumo, il caffè e l'alcol possono incidere negativamente sullo sviluppo e sul peggioramento di questa condizione che espone a un rischio importante quando non trattata, quando non individuata, il rischio dell'evento fratturativo. La più grave complicanza dell'osteoporosi è per l'appunto la frattura, che solitamente quando esordisce è indicativa o premonitrice di altre situazioni fratturative. La sede più frequente è la vertebra, solitamente una frattura vertebrale ci indica, ci suggerisce che in futuro si possono verificare altre fratture non soltanto nelle vertebre ma anche in altre sedi. Quindi non individuare questa condizione e non trattarla è sicuramente un errore nel quale non bisogna assolutamente cadere, anche perché abbiamo a disposizione farmaci che sono molto efficaci e che sono in grado di prevenire l'osteoporosi nei soggetti predisposti, di trattarla nei soggetti in cui la malattia si è conclamata e di intervenire positivamente anche nei casi di cosiddetta osteoporosi severa, che è l'osteoporosi caratterizzata da eventi fratturativi. I farmaci sono di vario tipo, sono di tipo antiriassorbitivo, sono di tipo osteoformativo, c'è tutto un armamentario a disposizione dei medici che può essere utilizzato efficacemente. Non deve essere dimenticato che l'osteoporosi è una condizione spesso silenziosa, di cui non si ha consapevolezza se non si esegue un esame molto particolare, molto semplice peraltro da eseguire, che è l'esame MOC, che può dare un'indicazione di massima e che può orientare anche verso l'atteggiamento terapeutico più appropriato, che comunque in ogni caso non può prescindere dalla cosomministrazione di calcio e soprattutto di vitamina D. Dottore, ecco, come si può prevenire, che consigli dare al paziente e anche al medico di famiglia per evitare poi che esploda la malattia? Si può individuare, ed è facile farlo, qual è l'eventuale rischio legato alle abitudini di vita dei soggetti interessati e indagando anche sulla storia familiare. Quando in un soggetto in cui si individuano fattori di rischio abbiamo elementi familiari che fanno fortemente pensare a un'osteoporosi, per esempio una frattura dell'anca e per esempio una frattura vertebrale nella mamma o in una sorella, questi sono tutti fattori che devono indirizzare
verso un approfondimento diagnostico che oggi è molto facile per la parità eseguire. Nel momento in cui c'è il sospetto, qualche cosa di più un sospetto di un'osteoporosi, allora bisogna assolutamente intervenire in maniera molto precisa e molto decisa, e questo vale soprattutto per le donne in epoca perimenopausale, soprattutto quando c'è una storia familiare di osteoporosi e soprattutto ancora quando la storia familiare è caratterizzata da eventi fratturativi. In questi casi bisogna assolutamente intervenire, e questo è un preciso dovere del medico, accertare che la terapia venga seguita. Uno dei problemi che il medico deve affrontare di fronte a un soggetto con osteoporosi è quello di assicurare, di favorire l'aderenza alla terapia, cioè fare in modo che il soggetto colpito, sia esso di sesso femminile o di sesso maschile, segua il trattamento prescritto, perché solo così si può diminuire notevolmente, abbattere il rischio che possa insorgere la complicanza più temibile dell'osteoporosi, che è per l'appunto la frattura. Mi pare di capire che c'è un alto rischio per chi ha avuto già un caso in famiglia, ereditario, insomma. Il rischio è sicuramente più alto nei soggetti i quali hanno una familiarità per l'osteoporosi e nella cui famiglia esistono soggetti che si sono fratturati, specie per anca o specie di vertebre, per eventi non traumatici importanti, per esempio per una banale caduta. Il rischio è anche all'interno del soggetto, un soggetto in cui è stata dimostrata una frattura vertebrale, anche radiograficamente le fratture vertebrali possono essere silenti, cioè possono non aver dato segni clinici, ma nei soggetti nei quali è stata dimostrata o si ha consapevolezza di una frattura vertebrale, bene, in questi soggetti il rischio di un nuovo episodio fratturativo vertebrale aumenta considerevolmente, non solo per quello che riguarda la sede vertebrale, ma anche per quello che riguarda la frattura più temibile, che è quella di anca. La frattura di anca è una frattura che peraltro, come tutte le fratture, compromette notevolmente la qualità di vita, ma non c'è dubbio che la compromissione della qualità di vita di coloro che hanno una frattura di femore è una compromissione estremamente elevata e aumenta anche il rischio di eventi fatali, soprattutto se si è in età avanzata. Siamo con il dottor Roberto Barcellona, esperto in reumatologia pediatrica, oggi fa parte, interviene attivamente a questa iniziativa. Ecco, una sua valutazione, secondo me quali sono le problematiche che affronterete, importanti diciamo per chi soffre di questa malattia? Sì, parleremo delle malattie reumatiche del bambino, malattie che sono poco frequenti ma che hanno un'importanza per il malato grande, perché sono delle malattie che potrebbero essere teoricamente invalidanti e quindi la diagnosi precoce di queste malattie, la cura corretta di queste cose invece può portare a questi bambini a una vita assolutamente normale fino alla speranza di guarigione. Il settore com'è in questo momento? Un settore diciamo, dove aumentano i casi oppure c'è una diminuzione? Sì, purtroppo c'è un aumento di casi perché tutte le malattie autoimmuni in questo momento aumentano sia nell'adulto che nel bambino, quindi c'è un discreto aumento dei casi, anche se in pediatria, in età pediatrica vengono colpiti un bambino su 1000 con questa malattia, quindi veramente si parla di malattie molto poco. Quali sono i fattori scatenanti che portano a queste malattie? I fattori scatenanti non li conosciamo in effetti, il processo in genere è un processo autoimmune, cioè l'immunità che si rivolge contro il proprio organismo e che dà poi queste manifestazioni reumatiche come tante altre malattie. Dottor Giovanni Triolo, qui a questa iniziativa, intanto una sua valutazione, quale sarà la materia su cui lei relazionerà? Allora, mi è stata data una lettura sulla sindrome di Sjögren. È una condizione forse sottostimata, in quanto in realtà colpisce circa l'1% della popolazione generale femminile soprattutto. E ripeto sottostimata perché spesso viene considerata come diciamo, l'occhio secco.
Quindi l'oftalmologo nota che la paziente che lamenta il bruciore agli occhi o la sensazione di sabbia pietrusche negli occhi prescrive le lacrime artificiali e tutto resta là. In realtà quando poi la malattia si configura come una vera sindrome, cioè con l'artrite, con le manifestazioni orali e con altre manifestazioni anche ben più importanti, perché questa sindrome nel 5% dei casi può trasformarsi in una malattia linfoproliferativa, nel linfoma non Hodgkin, quindi assume caratteristiche chiaramente di severità importante, quindi l'idea è quella di una diagnostica precoce. La diagnostica precoce si può fare riconoscendo prima il sintomo occhio secco, bocca secca e da lì partire poi con una serie di indagini che prevedono comunque la biopsia delle ghiandole salivari minori. Questo un po' è Purtroppo, pur essendo una sindrome particolarmente frequente, perché ripeto colpisce l'1% della popolazione femminile e quindi è il doppio della prevalenza dell'artrite reumatoide, addirittura malattia molto più conosciuta e tenuta in considerazione, purtroppo è una malattia orfana dal punto di vista farmacologico. Non ci sono in atto farmaci adeguati e in questo momento il mio gruppo e io all'Università di Palermo stiamo investigando su nuove possibilità terapeutiche che possono aprire uno spiraglio importante per questi soggetti. Ci sono altri punti importanti in questo momento nella reumatologia che vanno approfonditi? A parte questa patologia di cui si parla oggi, in realtà quasi tutte le malattie reumatiche, soprattutto quelle sistemiche, dovrebbero essere tenute in grande considerazione. Oggi parlerò pure di spondilite anchilosante, che è una malattia importante che colpisce stavolta il versante maschile e su cui bisogna lavorare tanto e individuare quelle che sono le cause e trovare i trattamenti adeguati, soprattutto nelle fasi precoci. Qual è il fattore che scatena appunto un dolore, un reuma, insomma un dolore reumatologico? Il dolore in reumatologia è una situazione, un sintomo che accompagna quasi tutte le malattie reumatiche, sia quelle propriamente articolari o della colonna vertebrale, sia anche quelle sistemiche. Quindi il dolore è il prototipo, di tutti i sintomi che un paziente con malattia reumatica può presentare. È chiaro che dal dolore si deve arrivare a dire se questa condizione è scatenata da una malattia infiammatoria piuttosto che da una condizione di patologia degenerativa, cioè l'osteoartrosi. Dell'osteoartrosi, il paziente con osteoartrosi si può occupare chiunque in realtà, anche il medico di famiglia. Però se la malattia è infiammatoria è corretto che se ne occupi il reumatologo, che ha le armi, perché ha studiato per questo, vede questo tipo di pazienti per discriminare le forme degenerative dalle forme infiammatorie, ripeto, ma ci sono poche cose che ci portano a discriminare queste due grosse sindromi. Uno è sicuramente il fatto che il dolore nelle forme degenerative, cioè nell'artrosi, è un dolore meccanico. Cioè io mi abbasso, faccio una flessione del tronco sulle gambe e mi viene il dolore alla schiena, per esempio. Mentre il dolore infiammatorio è un dolore che si ha a riposo, addirittura migliora col movimento e risponde chiaramente perfettamente anche alle terapie antinfiammatorie. E quindi però già classificare questi due grandi aspetti è fondamentale, perché finisce anche con ridurre quella che è la pressione dei pazienti negli ambulatori di reumatologia, che è veramente tanta. Dottor Raffaele Torre oggi ha presenziato a questo interessante convegno. Ecco, intanto una valutazione di questa iniziativa. Ecco, lei interverrà sul dolore in reumatologia dall'approccio diagnostico all'appropriatezza terapeutica. Ecco, in parole più semplici, quali consigli dare e quale sarà l'argomento trattato? Allora, io intanto ringrazio la dottoressa Mira e mi complimento per l'iniziativa, che sta avendo un successo enorme, e anche per le finalità dell'iniziativa stessa. E io mi occuperò oggi, perché questo è stato l'incarico che mi è stato affidato, di parlare di dolore.
Il dolore purtroppo è un sintomo costante, diciamo, in tutte le manifestazioni di tipo reumatologico e soprattutto parleremo di dolore cronico, che tra tutti i tipi di dolore è un dolore assolutamente inutile, mentre invece il dolore acuto è un messaggio che il nostro organismo lancia per dirci che qualche cosa non va. Il dolore cronico invece diventa un logorio continuo, diventa un fattore di stress continuo che incide moltissimo sia sulla qualità della vita del paziente che sui suoi rapporti sociali e soprattutto sulla depressione, perché poi alla fine tutti i pazienti affetti da dolore cronico vanno incontro bene o male a una sindrome di tipo depressivo. Oggi per fortuna abbiamo un bagaglio terapeutico molto importante, però è fondamentale che il medico gestisca adeguatamente questi farmaci, i quali purtroppo talvolta sono anche caratterizzati da alcune manifestazioni collaterali che possono comunque essere assolutamente controllate con molta agilità. Ecco, un dolore fastidioso, acuto, chi soffre di questa malattia di reumatologia, che tipo di dolore? Allora, il dolore in reumatologia molte volte è un dolore di natura infiammatoria, prevalentemente di natura infiammatoria, in alcuni casi può avere le caratteristiche del dolore meccanico e ancora anche quello di natura neuropatica. Poi dobbiamo anche dire che col passare del tempo nel malato reumatico cronico si può instaurare una sindrome dolorosa diffusa che si chiama fibromialgia, la quale ha un suo approccio terapeutico piuttosto diverso, che è caratterizzato fondamentalmente dall'uso di farmaci antidepressivi, perché si lavora con questi prodotti per cercare di elevare la soglia del dolore, perché i pazienti col passare del tempo diventano sempre più doloranti, quindi meno disposti a soffrire, giustamente. C'è una differenza fra l'adulto e la donna, il bambino nel tipo di cura? Ma direi di no, tra l'adulto e il bambino sicuramente è una questione di scelta di particolari molecole e soprattutto nella posologia di queste molecole, per cui questo è un compito che è più affidato a chi si occupa di reumatologia pediatrica. Nell'adulto diciamo che la differenza tra uomo e donna è condizionata dalla incidenza della malattia più nel sesso femminile o più nel sesso maschile, a seconda della patologia di cui parliamo. La malattia è in aumento o in diminuzione da noi in Sicilia, facendo fare una statistica così in genere? Beh, io direi che le malattie reumatiche sono in aumento anche perché è aumentata la sensibilità diagnostica. Per esempio noi un paziente con la spondilite anchilosante lo etichettavamo dopo circa 7 anni dall'esordio della malattia. Oggi, essendoci un discreto servizio territoriale di reumatologia, il paziente con la spondilite anchilosante può avere la fortuna di avere riconosciuta la sua malattia in tempi anche più precoci rispetto al passato, in modo da poter fare una terapia il più precoce possibile che diciamo, gli previene quelle complicanze a lungo termine che sono quelle più spiacevoli, che sono rappresentate dall'invalidità praticamente. Che consigli dare a chi avverte i primi sintomi del dolore? Magari spesso si ci protrae, non si va dal medico e questo chiaramente può acutizzare e peggiorare la malattia. Ecco un suo consiglio, dottore. Intanto il consiglio è che qualunque dolore va sottoposto alla valutazione del proprio medico di fiducia, del proprio medico di famiglia, il quale poi avrà l'accortezza di indirizzare i pazienti con sospetto di malattia reumatica in genere al reumatologo, in modo che questo possa dare la giusta etichetta al paziente e quindi avviarlo alle giuste terapie. Voi presenti a questo convegno relativamente alle problematiche reumatologiche e medicina interna, ecco, che tipo di apporto date voi con la vostra associazione? L'ANMAR, Associazione Nazionale Malati Reumatici, è un'associazione ONLUS che si occupa di curare l'informazione a livello nazionale sulle malattie reumatiche, si occupa anche di promulgare la ricerca per la cura delle malattie reumatiche. E in questo contesto ha promosso questo convegno importantissimo sulle problematiche reumatologiche in medicina interna. Durante il convegno i volontari dell'ANMAR saranno presenti con un punto informativo per distribuire del materiale informativo sulle diverse patologie delle malattie reumatiche. Particolare importanza avrà la tavola rotonda che si svolgerà il 1° luglio intorno alle ore 12, alla quale
parteciperanno le associazioni e gli operatori sanitari. Si spera anche alla presenza dei dirigenti dell'ASP nell'ottica di una valutazione partecipata da parte del cittadino, della popolazione, dei pazienti, insomma, all'attività della pubblica amministrazione. Io sono Eugenio Esposto, ho una malattia che si chiama artrite reumatoide, è un'altra malattia molto importante che è il morbo di Sjögren. Alcuni anni addietro abbiamo costituito un'associazione che è denominata ANNEMAR, Associazione Nazionale Malati Reumatici, che ha lo scopo di aiutare gli ammalati reumatici indirizzandoli nelle strutture di competenza, e nello stesso tempo la battaglia che stiamo facendo in Agrigento è di avere una struttura nel nostro ospedale, perché i nostri ammalati, compreso me, ogni volta che abbiamo necessità di un approfondimento della malattia, io mi reco una volta ogni 3-4 anni, mi reco in un centro di Siena, quindi con costi notevoli, mentre qua in Sicilia, anche ad Agrigento, potremmo avere un centro dove non solo fanno gli accertamenti, ma abbiamo anche medici specializzati in grado, diciamo, di poter dare un'assistenza e un'indicazione, un'assistenza terapeutica tale da far sì che gli ammalati reumatici possano avere meno sofferenze. Qual è la funzione della vostra associazione? Voi oggi siete presenti a questo interessante convegno dove si parla di malattie reumatologiche. Ecco, chi si rivolge a voi, che tipo di assistenza date? Noi diamo l'assistenza informativa e li indirizziamo presso le strutture preposte alla cura di questa grave malattia. Malattia che è stata riconosciuta rara nel marzo di quest'anno dal governo nazionale, e le regioni adesso dovranno adeguarsi tutte a recepire la legge nazionale per iscriverle nel registro regionale delle malattie rare, perché era un handicap molto forte questo di non essere riconosciuti. Ad Agrigento abbiamo una situazione precaria, molto precaria. Tempo fa ancora funzionava bene l'ambulatorio di reumatologia diretto dalla dottoressa Mira, a cui va il nostro applauso, che è l'unica persona che si interessa veramente degli ammalati sclerodermici e reumatici in generale. Tempo fa funzionava discretamente perché l'ambulatorio era aperto 3 volte alla settimana per le visite in genere. Nel 2015 è arrivato a fare 1600 visite e abbiamo 35 sclerodermiche che fanno l'infusione, e quindi questa struttura adesso non funziona più come funzionava. Adesso le visite le fanno una volta alla settimana, il giovedì, molto precarietà, le persone per fare l'infusione vengono chiamate ogni mese e mezzo perché non ce la fanno. Il motivo per cui non ce la fanno, bisogna dirlo onestamente, è perché i medici sono impegnati nell'unità operativa di medicina, compresa la dottoressa Mira, quindi deve lasciare il lavoro dell'unità operativa di medicina per andare all'ambulatorio, e spesso invece il primario preferisce che funzioni bene l'unità operativa di medicina, e la reumatologia soffre, ad Agrigento è sofferente. Abbiamo fatto diversi incontri col direttore sanitario aziendale, col direttore generale Ficarra che è stato trasferito, ma nulla è stato risolto, ancora c'è questa precarietà. Quindi questo convegno serve non solo ad illustrare le problematiche agli ammalati, ma dovrà servire secondo noi anche a far sì che finalmente si riattivi di nuovo questo ambulatorio per la provincia di Agrigento, altrimenti gli ammalati sono costretti ad andare a Palermo, a Catania o fuori regione. Quindi auspichiamo un intervento risolutivo da parte dell'azienda.